quella che spesso incontro per la strada, quella che non grida, quella che non schiaccia per emergere sull'altra gente. Conosco un'altra umanità, quella che non sa rubare per avere, ma sarà contenta di guadagnare il pane con il suo sudore. Un saluto che vi giunge da Sestri Levante, tempo di mare, tempo di beach volley. Questa mattina ci troviamo a Sestri appunto al campo, allo spazio Nuova PM per un torneo molto pieno di significato. Ce lo raccontano Angela e Davide. Davide, siete qua per? Allora, siamo qua per questo evento che si chiama Beach Volley Forward, che è un evento organizzato dai Giovani per un Mondo Unito, che sono l'espressione giovanile del movimento dei focolari. E come ogni anno ci ritroviamo per fare questo evento di divertimento e beneficenza allo stesso tempo, come appunto poi ci spiega Angela, che come organizzatrice senz'altro sa dare qualche info più tecnica. Vi siete trovati in tanti a giocare a pallavolo? Sì, siamo un centinaio di persone, invitando amici, compagni di università, colleghi di lavoro, creando ognuno le proprie squadre e venendo a fare una giornata di divertimento ovviamente e anche di beneficenza, che è la cosa più importante. Ecco Angelo, dicevamo tempo di mare, ma è sempre tempo di solidarietà. Sì, noi abbiamo questo appuntamento fisso a inizio estate, siamo arrivati alla 7ª edizione e abbiamo voluto quindi unire una cosa divertente, un momento di gioco, quindi come è il beach volley in questo caso, per poter però dare sostegno a emergenze, perché negli anni passati abbiamo anche aiutato per esempio per il terremoto in centro Italia, piuttosto che quest'anno siamo tornati invece in patria perché aiutiamo un'associazione che opera qui nel territorio a Sestri Levante, che è l'associazione Aperta Parentesi. Andremo a conoscere, sono i due campetti della nuova PM, si gioca bene, mi sembra che c'è entusiasmo, anche l'aspetto sportivo ha la sua importanza. Sì, c'è entusiasmo, c'è un gran caldo, ma fortunatamente lo sport, il divertimento e la voglia di giocare tutti insieme, diciamo, passa oltre tutto quello che può essere il caldo che c'è. Da sempre il movimento dei focolari ha avuto questo gruppo, i Giovani per un Mondo Unito. Ecco, oggi cosa significa appartenere a questo movimento e soprattutto un po' questi Giovani per il Mondo Unito, che c'è tanto bisogno di unità? Significa semplicemente partecipare in maniera un po' attiva a eventi o comunque a cose che possano dare un apporto pratico alla società e che quindi vadano un po' oltre a quelli che magari sono i luoghi di lavoro, di università, di studio, cercando di portare quello che la fondatrice del movimento, Chiara Lubich, aveva cercato di trasmettere, ovvero l'unità tra i popoli. Noi la facciamo tra persone che non si conoscono, tra vari gruppi di ragazzi che vengono in squadre magari diverse, alcuni anche che non si conoscono tra di loro, per cercare di portare un messaggio di pace, di unità e cercare di fare qualcosa poi concretamente, magari con questa donazione per le attività che ci sono nel territorio. Ecco, tu cosa fai nella vita? Io sono studente di ingegneria e in questo momento sto studiando a Trento, quindi sono venuto in trasferta, però non potevo mancare visto Sei delle nostre parti però. Sì, sono genovese. e quindi niente, ogni anno cerco di organizzare anch'io una squadra o comunque di sentire i miei amici per poterlo organizzare e venire a dare un contributo che poi non è magari totalmente sportivo, ma perlomeno è concreto poi per le associazioni che aiutiamo. Ecco, al di là di quello che si raccoglie, credo un gesto significativo, no? Sì, nel senso che comunque le associazioni, anzi quest'anno hanno voluto anche proprio loro dare il loro contributo, visto che è un'associazione che si occupa di ragazzi, anche questi ragazzi hanno voluto dare una mano mettendo delle spilline sugli zaini che noi davamo, ecco, quindi c'è anche tutto un contorno, ecco, non è proprio meramente la quota che le persone danno, però anche volevano sapere, ci hanno chiesto ma quindi questi chi sono, infatti
avremo anche un momento per parlare con loro, perché non vuole essere proprio appunto solo la cifra della quota di partecipazione data e basta, ecco, volevamo anche un coinvolgimento e che tutti conoscano le associazioni a cui diamo le nostre offerte, ecco, durante queste giornate. Con Davide riusciamo a commentare un pochino di beach volley, che è insomma lo sport dell'estate per eccellenza, direi, no? Sì, d'estate in spiaggia è lo sport per eccellenza. Questo in questo momento è un 3 contro 3 del torneo esperti, ovvero quelli che magari sono tesserati presso le associazioni di pallavolo, mentre poi nell'altro campo c'è il 4 contro 4 amatori. E senz'altro il livello tecnico qua è anche piacevole, come si può vedere anche dalle persone che assistono alle partite. 3 contro 3 il campetto, insomma, è abbastanza faticoso, mi dà l'idea. Sì, faticoso, la sabbia è calda, quindi è un punto che ovviamente rischia di penalizzare le persone che non sono abituate, però è sempre un piacere vedere persone che invece sono tecniche e pratiche all'opera. Bene, tu hai giocato a pallavolo? No, io ho sempre giocato a calcio, però la pallavolo comunque mi piace, poi d'estate con il mare e il sole è sempre uno sport piacevole, ecco. Ormai a bordo lì alla riva non fanno più giocare, mi sembra, no? Bisogna avere lo spazio apposito. Sì, esatto. Che tutti abbiamo provato un pochino, no? E invece qua... Il titolare della È il titolare? Va bene, facciamo fare un saluto, ciao. Facciamo un saluto a questa giornata di sport e anche di sostegno. Ringraziamo l'Angela che fa sempre tutti gli anni questi interventi su questo campo e quindi è una bella cosa. La nuova PM che ci ospita ogni anno, sempre puntuale, preciso. Significa nuova punta manà. Bravissima. Lei si chiama? Mauro. Bene, grazie. Volevo finire la parte sportiva dopo Davide con Angela. Tu invece giochi? No, nascevo cestista e sono morta cestista sportivamente parlando. Quindi... Dove? A Casarzà Ligure. No, bisogna continuare. Vabbè, ora ci sono i figli e stiamo diventando vecchi piano piano. Insomma, della nazionale femminile di calcio cosa dici invece? Bene, no? Mi sembra che ci siete fatto onore. Scherzi, sì, abbiamo anche delle calciatrici qua, non a livello della nazionale, ma insomma, qualche partitella la si fa anche io con lei, questa ragazza che gioca, l'abbiamo fatta di recente anche, sì. Davide, ormai prenderanno anche lo spazio nel mondo del calcio la parte femminile. Meno male, cioè, è giusto che ci sia, ma anzi c'è già, è che è giusto che abbia più rilievo, perché effettivamente è sempre stato visto come uno sport più a livello maschile, quando in realtà non è solo maschile, è uno sport di tutti, e quindi è giusto che abbia risalto anche quella parte che negli anni è stata messa un po' più nascosta, ecco. Bene, allora prima di salutare Davide e Angela, dopo questo breve spazio sportivo, visto che siamo anche in mezzo a un campo di beach volley, andiamo a conoscere Maria, che è presidente dell'aperta parentesi qua a Sestri, che insomma proprio sarà devoluto quello che è ricavato. Sì, vi sta aspettando e vi dirà qualcosina in più di quello che fa con questi ragazzi. C'è anche una ragazza che fa parte dell'associazione, sentiremo da loro di che cosa si occupano. Grazie. Davide, allora avanti sempre con il mondo unito, non solo giovane, poi anche quando diventerai adulto. Esatto. Tra l'altro una cosa bella, che così per concludere, è che in questi anni abbiamo visto che siamo partiti con numeri buoni ma comunque bassi, ed è sempre stato un crescendo, ed il bello è che tutte le persone ormai aspettano questo evento e quindi tornano e portano sempre altre persone, quindi ci sono sempre più persone che partecipano, ed è un bene, perché anche senza il nome Giovani per il Mondo Unito, però significa che anche la voglia di divertirsi e far del bene c'è sempre. Ci troviamo con l'associazione che riceve questa solidarietà di questa giornata sportiva qua a Sestri, Maria che è Tassano, che è la presidente. Vogliamo parlare un pochino di questa associazione?
Sì, allora l'Aperta Parentesi è stata costituita nel 2015 per valorizzare e consolidare un lavoro che in realtà è iniziato nel 2003 e comunque le nostre attività sono finalizzate a sostenere e aiutare gli disabili adulti e ragazzi e adulti disabili per accompagnarli un po' nella loro vita e quindi un po' quello che tratta anche il loro sviluppo, la loro autonomia anche di vita. Proprio ultimamente, negli ultimi 2 anni, stiamo gestendo un appartamento didattico dove svolgiamo delle attività di vita indipendente. Magari poi vi raccontano loro cosa facciamo e facciamo anche delle attività, dei laboratori espressivi per aumentare l'autostima e l'espressione di sé, quindi arte, teatro, cinema, insomma socializzazione, facciamo delle pizze, feste, insomma ecco, tutto ciò che può aiutare a creare un bel gruppo e stare insieme. Insieme, esatto, stare bene insieme. Intanto arrivano sempre sottofondo le immagini del torneo Beach Volley, appunto organizzato per il sostegno di questa associazione. Andiamo a conoscere un pochino queste 2 ragazze che vi chiamate. Io, Anna Rita, e appunto frequento questo appartamento didattico dove facciamo tante attività, per esempio cuciniamo, andiamo al mare, per esempio che è estate, andiamo al mare in piscina quando è inverno, per aggregazione e per fare amicizia, così. Ma che bravi, fate tante cose. Sì. Organizziamo addirittura eventi una volta a settimana con ospiti che vengono dalla città a bussare dalla nostra porta e invitiamo a cena. Esatto. Bene, insomma si capisce che fate tante belle cose. Vediamo se tu invece ti chiami, se aggiungi qualcosa. Mi chiamo Vanessa e a casetta io ci stavo bene e lavoro con le compagne come Anna Rita e anche Isa. Ci stavo bene perché a volte mi aiuta a superare le difficoltà che ritrovo dentro e facciamo anche a cucinare. E quindi io aiuto le altre che sono in difficoltà, che con il computer sono più tecnica delle altre. Vi fate compagnia? Sì, in compagnia, sì. Insomma, mi sembra che la vivacità, Maria, non manca. Non manca, no, veramente. Insomma, sono veramente dei bei momenti perché non è solo un fare delle cose fino a se stesse, ma è proprio nel farle, stare insieme, divertirsi, crescere insieme, aiutarsi, come diceva Vanessa. E così, sì. E quindi ecco, andiamo avanti, sempre finalizzato appunto allo stare insieme e crescere insieme. Ecco, qua abbiamo anche la vicepresidente. Sì. Buongiorno. Mi chiamo Emanuela Gueglio. Sì, certo, grazie anche all'aiuto di questo torneo e dell'iniziativa che questi ragazzi hanno messo in piedi, molto bella. Pensavamo di incrementare con delle risorse nuove queste attività che già portiamo avanti. Per esempio il laboratorio cinematografico, avevamo bisogno di una seconda telecamera, riusciremo a prenderla, un po' di attrezzi tipo le luci, microfoni un po' nuovi. Poi ci piacerebbe tantissimo fare, la anticipiamo un po', un'attività nuova, Parentesi Green si chiama, è un'attività di orto sociale, diciamo, non solo, laboratori legati alla natura, alla terra, cura dell'orto, eccetera, e che è una cosa un po' nuova da imbastire, e quindi ci serviranno attrezzi, le zappe banalmente, tutto quello che riguarda la cura della terra, che ai ragazzi piace molto, sia le erbe aromatiche con le quali poi cucineranno, ma anche i pomodori, tutto l'orto, ma anche i fiori, poi i laboratori di costruire che già stanno facendo i bancali, ci servono le pitture, i bancali, l'orto verticale, no? Quello per mettere tutte le piantine che a volte vendiamo, offerta libera ad amici, parenti, eccetera. E quindi questi fondi andranno ad aiutarci in queste nuove attività qua.
Bene, allora aspettiamo le notizie da Aperta Parentesi, insomma con le vostre telecamere, ma capito Maria? Aspettiamo il servizio. Sarebbe bello. Ancora una cosa per concludere, il sostegno per voi è molto di volontariato? Sì, la maggior parte di volontariato. Abbiamo però anche 3 educatori dall'anno scorso, perché comunque queste attività che svolgiamo sono attività importanti che diciamo impegnano tutta la settimana, e quindi mattina e pomeriggio, e quindi abbiamo dovuto appunto crescere anche in questo senso. Sono tutti e 3 educatori professionali ed è bello anche questo. Certo, il volontariato è la base, diciamo, è la cosa primaria. E quindi ogni tipo di aiuto per noi è importante, ecco. Bene, salutiamo. Voi vi piace il beach volley? Sì, tanto. Avete provato? Io non ancora, quindi sono abbastanza pratica. Prova, e tu? No, non ho provato, ma è molto bello come sport. Bene, allora un saluto a tutti voi. Veramente ancora ringraziare tantissimi giovani per un mondo unito per aver pensato a noi quest'anno. Grazie ancora. Si può stare qui cercando le parole e sapere che c'è un'altra direzione. Se si tratta di volare, non fermiamoci di più. Non si sa cosa c'è che fa